Al Senato PD, Movimento 5 Stelle, Leo e Italia Viva chiedono il passaggio del DDL Zan direttamente in aula. Continua dunque il confronto con il centrodestra. Il presidente della Camera Fico avverte: il Parlamento è sovrano, no ad ingerenze. Francesco Maesano. Avanti in aula, 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali e Italia Viva spingono per far uscire il DDL Zan dalla commissione dove da settimane è in corso una battaglia con il centrodestra e misurarsi direttamente con i numeri di Palazzo Madama. I Dem si riconoscono nelle parole di Draghi sulla laicità e il rispetto per la Santa Sede, per il cattolico. Letta non vuol dire fermarsi o indietreggiare. Sul DDL Zan io non cambio idea, nel senso che mi sembra che gli argomenti che vengono portati contro non siano argomenti convincenti e quindi non cambio idea. Per Liberi e Uguali Draghi ha difeso la laicità dello Stato, andare in aula, ma aprire contestualmente un tavolo, la linea di Italia Viva. Anche per i 5 Stelle una battaglia di civiltà e il potere di fare leggi è del Parlamento. Dal centrodestra Salvini si dice in sintonia con la posizione della Chiesa e disposto a incontrare Letta, ma ribadisce: dobbiamo togliere da questa legge il pregiudizio ideologico che porta la teoria gender nelle scuole, che ruba ai bambini fiabe e speranze, che si inventa nuovi reati di opinione. Sull'omofobia Forza Italia invita a cercare un'ampia condivisione. Fratelli d'Italia attacca per la sinistra. Vanno bene le ingerenze dell'Europa in Ungheria, ma non quelle del Vaticano in Italia. Sul punto interviene inoltre il presidente della Camera Fico. Noi non accettiamo chiaramente ingerenze come Parlamento, il Parlamento è sovrano e tale rimane sempre. Le riforme del PNRR ancora nel dibattito politico. Nei 5 Stelle Conte a confronto con i senatori del Movimento, mentre